Profumo d'America, oggi a Montà, dove si sono ritrovate le vecchie glorie a stelle e strisce dei mitici anni 50 e 60. A spiegarci l'evento Gaetano Falcone, proprietario del ristorante Maxim. L'evento è organizzato con Piero Galtarossa, che è uno dei responsabili del Veterans Car Club Padova, e da Paolo Braghetto, giornalista freelance di Bellezze Venete. Con i tre abbiamo immaginato questa giornata il 1° maggio, sperando sempre che il tempo tenesse, per organizzare questo evento e che riunisse le bellezze non solo dei motori anni 50, ma anche delle ragazze vestite in anni 50 ed immaginare in una giornata quel periodo meraviglioso che tutti hanno sognato. Sono dei pezzi anche molto interessanti, per esempio quella Cadillac rossa, la prima, il convertibile è un Eldorado Biarritz, quindi una macchina anche piuttosto rara del 1954. Poi abbiamo le due mitiche sportive americane degli anni 50 che erano state costruite proprio perché gli americani cominciavano ad apprezzare le vetture europee di quel periodo, e allora hanno deciso le due grosse, la General Motors e la Ford, le due grosse case americane, di provare a fare una vettura sportiva, anche loro di dimensioni più contenute. Abbiamo la Thunderbird, questa qua è un 55, una primissima serie, naturalmente di Ford di costruzione, nata nel 55, l'hanno prodotta 55, 56 e 57 con la carrozzeria aperta a due poste. Poi invece la Corvette, che è nata invece un po' prima, nel 53, eccola qui, questa è una versione del 58, è sempre un C1, anche questa è la versione, diciamo, è la seconda sportiva americana, che ebbe poi un grossissimo successo anche in Europa, sia la Thunderbird che la Corvette. Sappiamo che una Thunderbird di queste, proprio di questo colore bianca, era la vettura di Mike Bongiorno quando arrivò in Italia a fare il presentatore. Spischenberg Channel News, Padova.